Valeria Cittadin vince la sfida con il sindaco uscente Gaffeo, la nuova sindaca del capoluogo polesano. Vittorio Veneto passa al centro-sinistra. Nicola Finco della Lega è il nuovo primo cittadino di Bassano del Grappa, astensionismo record. Nel veneziano su 4 comuni 3 vanno al centro-destra, Scorzè, Portogruaro e Noale. A Spinè ampia conferma invece per il centro-sinistra di Bevilacqua. Tra i comuni padovani al ballottaggio, a Monselice la Lega vince contro tutti, a Selvazzano e Rubano si impongono i candidati del centro-sinistra. Silvio Parise vince a Montecchio Maggiore contro la consigliera regionale Milena Cecchetto, Cristina Marigo a Schio e Maurizio Giordana a Baldagno. Fatti nuovi sindaci anche a Pescantina, San Bonifacio e Legnago. È sfuggita per pochi istanti al controllo dei genitori ed è scivolata in una canaletta. Aveva solo 3 anni la bambina, morta ieri. L'incidente lungo l'Argina Ponte San Nicolò. La Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha emesso la sentenza di secondo grado nei confronti di Valentina Boscaro. La pena è stata ridotta di 4 anni. Ad Altavilla Vicentina oggi sono intervenuti i RIS nella villa di Roberto Baggio. Gli investigatori scientifici dell'Arma hanno compiuto una serie di prelievi per individuare gli autori della clamorosa rapina. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Giornata importante oggi, in primo piano infatti la politica. Oggi il giorno del verdetto per i 16 comuni del Veneto andati al ballottaggio. La sfida a Rovigo, l'unico capoluogo di provincia ad andare al ballottaggio. Vediamo quindi gli esiti. Valeria Cittadin vince con il 58,24% contro Edoardo Gaffeo, 41,76%. E dunque noi invece ci spostiamo subito a Bassano e chiedo alla regia se è già collegato il nostro collega, eccolo, lo vedo ora, Mirko Cavallin. Mirko, a te a Bassano cos'è successo? Buonasera Edi, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Nicola Finco è il nuovo sindaco di Bassano, 51,57% contro 48,43% di Roberto Campagnolo, uno scatto di 470 voti. Un testa a testa durato circa un paio d'ore, il tempo dei conteggi. Nicola Finco è qui con noi, alle spalle c'è il municipio. Vittoria importante, forse in attesa al primo turno. Ma certamente ci davano per terzi, quarti all'inizio di questa campagna elettorale, poi noi ovviamente con la nostra umiltà, con i tanti candidati consiglieri abbiamo fatto una campagna terra a terra su tutta la città, quindi nei quartieri, incontrando le tante associazioni, le realtà economiche e sociali del nostro territorio, e alla fine il risultato è arrivato. Quindi penso che sia prima di tutto un premio al lavoro che ha fatto questa squadra. Oltretutto abbiamo fatto una campagna elettorale pulitissima, quindi senza attacchi che andavano sul personale, ma proprio diffondendo le nostre idee e la nostra visione di città. Alla fine i cittadini ci hanno premiato, sicuramente una grande soddisfazione, una grande responsabilità, ma noi siamo pronti a fare la nostra parte. 17.000 persone hanno votato, 21.000 però sono rimaste a casa. Sì, purtroppo oggi il partito più grande a livello non solamente locale ma anche a livello nazionale è proprio il partito dell'astensione. Ovviamente sicuramente la politica ha delle responsabilità, però oggi tutti si devono sentire più cittadini e avere anche un maggiore senso civico. E infatti quello che farò ovviamente nel corso di questo mandato sarà fare il possibile per avvicinare i cittadini alle istituzioni. Come? Con il confronto costante, diretto, ma anche col piglio decisionale, perché penso che chi oggi amministra una città importante come Bassano deve confrontarsi con tutti, ma poi alla fine deve decidere, cioè deve dare risposte ai tanti bisogni che una comunità come la nostra ha. Grazie Sindaco, un segno importante di questa vittoria è la presenza del segretario regionale della Lega, Alberto Stefani. Insomma, Bassano una vittoria importante. È una vittoria importante, partivamo da soli al primo turno, siamo arrivati a vincere il ballottaggio con Nicola Finco che ha coagulato intorno a sé il consenso di tutto il centrodestra, con una squadra che ha fatto un grande lavoro. Io li ho seguiti dall'inizio di questa sfida, quando sembrava una sfida impossibile, e passo dopo passo siamo riusciti a conquistare il consenso di questa città. Ora abbiamo una grande responsabilità che è quella di amministrare, ma la Lega è un partito di amministratori e la forza della Lega è proprio questo, il territorio. Bassano, vorrei ricordare che è l'8ª città del Veneto e abbiamo vinto anche il capoluogo che è Rovigo. Bassano possiamo dire che è un 8º capoluogo a tutti gli effetti, non serve che lo spieghi ai bassanesi ovviamente, e sono orgoglioso che la Lega abbia conquistato questo comune e possa amministrarlo per almeno 5 anni. Ha già sentito Salvini? Ho già sentito Salvini che
che ci ha fatto i complimenti per questo grande risultato, soprattutto ovviamente a Nicola, che è il sindaco di Bassano, e oltre a essere sindaco per me è anche un amico, e quindi ne sono orgoglioso, e congratulazioni a Nicola e a tutta la sua squadra. La proclamazione domani mattina alle 10:30 e poi il passaggio qui in Consiglio Comunale. A te la linea, da Bassano è tutto. Grazie mille. Noi da Bassano invece ci spostiamo a Vittorio Veneto, dove c'è per noi la nostra Lina Paronetto. Lina, qual è l'esito di questi ballottaggi? Buonasera Edi, buonasera ai telespettatori, qui con Nicoletta Rizzetto e con la neosindaca, prima sindaca donna di Vittorio Veneto, Mirella Balliana, vistosamente soddisfatta, 54% contro un 46%, 800 voti netti. Sì, innanzitutto ringrazio tutti i cittadini che ci hanno mostrato solidarietà, ringrazio tutti i cittadini che sono andati al voto e che hanno scelto anche magari un candidato diverso, il candidato Posocco, ringrazio anche i cittadini della prima tornata elettorale. Questo risultato ci fa ben sperare, siamo molto soddisfatti del lavoro fatto e contiamo tanto sulla questione della partecipazione. Questo sarà uno dei nostri obiettivi che porteremo avanti, quello di riportare i cittadini all'interno del municipio. Allora, un centrodestra spaccato comunque, in cui il centro-sinistra si è infilato e ha saputo fare la propria campagna. Sì, diciamo che il centro-sinistra questa volta si è concentrato poco sulla questione politica e più sulle cose concrete della città. Abbiamo puntato soprattutto al quello che sarà il rilancio della città, ad evidenziare le criticità della giunta uscente, e forse il centrodestra si è occupato un po' troppo di politica, lasciando altre questioni da parte. Domani primo giorno di lavoro. Sì, domani chi mi conosce sa che fin dalla prima ora sarò qui, il nostro impegno sarà massimo fin dall'inizio, ci sono tante cose da fare e cercheremo anche di farle in collaborazione con i gruppi di opposizione per quanto possibile, anche con le forze produttive e sociali del territorio. La prima che vorrebbe fare? La prima si tratta innanzitutto di risistemare la città, ci sono tante cose, il decoro urbano, quindi c'è da lavorare tanto sulle questioni dei lavori pubblici e poi la riorganizzazione degli uffici, perché senza un'organizzazione perfetta si fa fatica a fare amministrazione. E allora grazie a Mirella Balliana, noi vi salutiamo lasciandovi con l'intervista che abbiamo realizzato allo sfidante Gianluca Posocco, sostenuto da Gian Antonio Darè, che ci ha rilasciato poco fa. A voi poi la linea. Sì, già ieri ho visto che l'affluenza era veramente bassa e era più alta nei seggi dove tendenzialmente votano a sinistra, e ho capito che avrebbe vinto Mirella. Chi è che non è andato a votare? Chi ha votato magari dall'altra parte? Perché qui è mancata una parte di centrodestra, un pezzo di centrodestra. Sì, le analisi le faremo con calma. Io ho visto che i nostri voti li abbiamo presi, ho visto seggi che avevano votato per Giovanni Braido che hanno la maggioranza di Mirella, quindi presumo che parte dell'elettorato della Lega abbia votato a sinistra. E questo come lo commenta? Era logico, lo immaginavo. Un conto è la politica, che è la politica, un conto sono le persone che rappresentano un partito, e qui a Vittorio, conoscendo le persone, non avevo dubbi che avrebbero votato di là per vari motivi, tra cui ripicche varie eccetera, ma ci sta. Perché appunto noi abbiamo intervistato oggi pomeriggio Toffoli di Fratelli d'Italia, che ha detto: noi abbiamo dato un'indicazione precisa, abbiamo corso per Posocco in questi ultimi giorni, la stessa Lega quantomeno aveva detto Balliana no, ecco, più che Posocco sì. Sì, può essere, non lo so, ripeto, ho visto alcuni seggi in cui si è verificato il contrario, ma va bene. Cosa si è detto con Tony Darè? Niente, mi dispiace per Tony perché veramente ha fatto un gran lavoro, abbiamo detto di non perdere queste risorse che tanto hanno lavorato per noi, perché quando hai delle persone così cominci un attimo a coinvolgerle, senz'altro fra qualche anno saranno pronte per poter prendere in mano questa magnifica città. Glielo chiedessero adesso, rifarebbe questa avventura, tornerebbe a seguire Tony Darè in questa scissione leghista? Ancora di più e lo rifarei al 1000%, ho fatto la scelta giusta. La vittoria al centro-sinistra, dunque a Vittorio Veneto. Noi invece ci spostiamo a Portogruaro dalla nostra Anna De Roberto, dove a vincere è stato invece il centrodestra. Anna, buonasera.
Eccoci, buonasera. Sì, centrodestra alla guida del comune di Portogruaro, centrodestra che si è presentato compatto. Tra l'altro alle mie spalle ci sono ancora un po' di rimasugli della festa che ha preso vita già nel primo pomeriggio, quando si sono palesati i risultati qui in Piazza della Repubblica. Luigi Toffolo, Lega, ma vince con una coalizione del centrodestra, passa con una percentuale di preferenze del 56,29%. È stato bello vedere come tutto il centrodestra è arrivato qui in municipio a sventolare le bandiere della vittoria, quindi c'erano tutte le bandiere, anche quella di San Marco, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, e poi ad un certo punto, davvero pochi minuti dopo la proclamazione della sua vittoria e quindi la chiusura del conteggio di tutte le sezioni, proprio qui in Piazza della Repubblica è arrivato anche lo sfidante Antonio Bertoncello, appoggiato da 6 liste, che invece appunto si è fermato molto prima, ma è arrivato subito per una prima stretta di mano, quindi con un fair play davvero ottimo, è stato accolto, i due si sono confrontati. Dunque Portogruaro è a guida centrodestra dopo 2 anni di commissariamento. Noi abbiamo raccolto davvero il momento in cui chi ha vinto e lo sfidante che ha perso si sono incontrati, si sono stretti la mano, e vi facciamo ascoltare che cosa hanno detto, quindi davvero le primissime parole, e poi restituiamo la linea. Vogliamo replicare la stretta di mano che abbiamo visto pochi minuti fa. Luigi Toffolo, nuovo sindaco di Portogruaro, lo sfidante Antonio Bertoncello, che dopo pochissimi minuti dall'esito del voto l'ha raggiunto qui in piazza per darle la mano. Insomma è un bel gesto. Assolutamente, Antonio è un grande personaggio, una grande persona politica di grande taratura, di grande esperienza, e con il quale spero anche di lavorare assieme, anzi sono sicuro, per il bene della città, con le differenze che avremo sicuramente, altrimenti non saremo in posizione diverse, ma nell'amministrazione spesso e volentieri si avvicinano, non ci sono contrapposizioni nette dal punto di vista politico, ci sono differenze, alcune divisioni, ma penso che riusciremo a trovare la quadra. Certamente abbiamo una squadra di governo importante e sicura soprattutto. Allora, è stata una campagna elettorale tosta, no? Su più fronti, come l'ha vissuta? Intensa, no, tosta no, direi di grandi contrapposizioni no, però intensa sì. Per me era anche la prima volta di questi livelli, quando ho fatti altri 2 più semplici, diciamo, dove avevo figure. Questo è stato veramente importante e diciamo mi ha insegnato molto e ha contribuito anche a rafforzarmi, perché no? Che opposizione sarà la sua? Allora, è una posizione costruttiva. Noi abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, abbiamo coinvolto molti giovani, il risultato elettorale è significativo, ho già fatto i complimenti al sindaco. Io credo che avendo votato solamente il 46%, noi, maggioranza e opposizione, ha un obbligo di lavorare per la comunità. Noi abbiamo lavorato per la comunità, abbiamo lavorato cercando di far crescere delle persone, avvicinarle alla politica, continueremo a fare questo. Quindi lavoreremo, credo, come ha detto appena adesso il sindaco, in armonia, nelle differenziazioni, ma sempre per il bene della comunità. Il centrodestra vince anche a Spinea, dove c'è per noi Filippo Fois. Filippo, buonasera. Buonasera, dunque no, Spinea ha vinto il centro-sinistra e siamo con Franco Bevilacqua, che tra l'altro ha vinto in maniera molto larga, 62-37 contro Claudio Tessari, un successo anche al di sopra delle previsioni. Sì, diciamo che adesso a vederlo è un risultato più alto delle previsioni. C'erano dei segnali già al primo turno che eravamo abbondantemente sopra. Però quando poi si arriva verso la fine, malgrado il lavoro forte che si è fatto e l'impegno che c'è stato nel territorio, c'è sempre qualche dubbio di aver trascurato qualcosa, di non essere, e per cui si è affrontata questo secondo turno, il ballottaggio, con un po' di prudenza, con moderato ottimismo ma senza troppi ottimismi, diciamo, di andare sopra. Invece in realtà la differenza è stata abissale. È il momento poi di mettersi a lavorare. Spinea è il comune più importante al voto in provincia di Venezia in questa tornata, sono quasi 30.000 abitanti, le prime cose da fare. Beh, allora innanzitutto oggi stasera la cosa bella è che stiamo festeggiando, perché con questo gruppo che mi ha sostenuto e che mi ha permesso di arrivare a questo risultato è stata una cosa che ci ha liberato tutti di un peso, per cui oggi siamo qui che vogliamo tutti gioire. Allora, innanzitutto la prima cosa, io ho già parlato, mi hanno telefonato anche Claudio Tessari, noi cercheremo di
costruire un ponte anche con l'opposizione, vogliamo essere il sindaco di tutti i cittadini, non solo quelli che abbiamo votato, e quindi questo sarà la traccia che un po' cercheremo di dare a questi 5 anni di governo, cioè quello del dialogo con le opposizioni ma anche con tutti i cittadini, quindi nel lavoro del territorio che abbiamo iniziato lo vogliamo portare avanti. Noi adesso la prima cosa che cercheremo di fare è di capire con l'amministrazione, partendo dal lavoro che ha lasciato anche la commissaria, che ringrazio, che ha terminato, di darci un po' l'indicazione di quelli che sono lo stato di avanzamento dei tanti lavori che sono stati avviati e che noi non è, come ho detto in altre occasioni, non siamo qui per cancellare e fare qualcosa di tutto di nuovo. Noi vogliamo seguire la traccia di quello che è stato fatto. Se potremo fare qualcosa sarà soltanto per migliorarlo, non per cambiarlo, perché non siamo così stupidi o come qualcuno ci ha dipinti, così di estrema sinistra, che vogliamo lasciare un segno completamente diverso. Noi vogliamo fare il bene della città. Un'amministrazione che si apre al cittadino, possiamo dire, Franco Bevila, che si apre al cittadino. E poi soprattutto vogliamo vedere bene di riprendere un po' tutti quei filoni che c'erano una volta, che sono un po' lasciati indietro dal lavoro con i cittadini, perché c'era una grande tradizione a Spinea di associazioni che lavorano sul territorio di cittadini e vogliamo riprendere questa tradizione, e poi vogliamo partire anche col piano di abbattimento delle barriere architettoniche, che è rimasto fermo da molto tempo, e noi crediamo invece che... Insomma, tante cose da fare, naturalmente le racconteremo. Sì. Quindi Franco Bevilacqua è il nuovo sindaco di Spinea con un ampio mandato, e restituiamo la linea allo studio. Grazie. Grazie Filippo. E noi continuiamo con una rassegna veloce dell'esito dei ballottaggi negli altri comuni del Veneto. Chiedo alla regia se riescono ad aiutarmi in questo con le grafiche, se le grafiche sono pronte. Chiedo alla regia gentilmente. Sì. Allora, andiamo con il primo comune. Eccoci, Monselice, Giorgia Bedin 54,33% contro un 45,67% di Luca Callegaro. Ora il prossimo. A Rubano, Chiara Buson 55,44% contro Luigi Sposato, sostenuto anche da Fratelli d'Italia al 44,56%. Selvazzano, Claudio Piron 51,63%, sindaco eletto per il centro-sinistra, contro Mariano Fuschi 48,37%. Andiamo a Noale, sindaco eletto Stefano Sorino contro Alessandra Dini, 57,65% per la coalizione di centro-destra per Stefano Sorino, dunque quindi sindaco eletto a Noale. Alessandra Dini un 42,35%. A Scorzè adesso sindaco eletto Giovanni Mestriner con il 52,88%, con cui concorreva anche per la Lega, contro Naissa Marcon, la sindaca uscente, che ha perso con un 47,12%. Non è quindi stata riconfermata. Montecchio Maggiore, sindaco eletto Silvio Parise, 59,61% contro Milena Cecchetto, 40,39%. A Schio ora Cristina Marigo 57,5% contro Cristiano Eberle 42,95%, una coalizione questa di centro sostenuta anche da Azione di Carlo Calenda. Passiamo al prossimo comune, abbiamo Valdagno, Maurizio Zordan vince con il 53,69% contro Alessandro Burtini con il 46,31%. Dunque così si chiude la ampia pagina dedicata alla politica di questo telegiornale. Noi apriamo invece con la cronaca. Andiamo a Ponte San Nicolò, dove una bambina di soli 3 anni è morta per essere sfuggita per pochi istanti al controllo dei genitori ed è scivolata in una calanetta dove purtroppo ha trovato la morte. Vediamo.
Stavano passando un pomeriggio insieme come erano soliti fare. C'erano diverse famiglie della comunità camerunense a Ponte San Nicolò per un picnic. Ieri pomeriggio, lungo l'argine del Roncaiette, intorno alle 18 la tragedia. Una bambina di 3 anni, lì con i genitori, si allontana dal gruppo e scivola nel canale. Pochi istanti, il tempo di accorgersi che la piccola non c'è più. Iniziano le disperate ricerche della mamma e del papà. La bambina viene individuata in acqua e tratta a riva, non respira. Arriva l'ambulanza, arrivano i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco. I sanitari si danno subito da fare, cercano di rianimarla sul posto, poi provano la disperata corsa al pronto soccorso pediatrico. Non c'è niente da fare, la piccola arriva in ospedale in fin di vita, non riesce a sopravvivere. Disperati i genitori. La famiglia vive a Padova, il papà è un professionista stimato e conosciuto. Tra i primi a essere informati della tragedia è il sindaco di Ponte San Nicolò, Gabriele De Boni. Conosciamo alcune delle famiglie, sono persone perfettamente integrate e stimati professionisti, le sue prime parole. Sappiamo che hanno scelto Ponte San Nicolò come luogo di ritrovo perché vivono lo spirito di accoglienza e rispetto della nostra comunità. In questo senso non posso che esprimere il nostro cordoglio e condividere la profonda tristezza che questa tragedia ci lascia. Sulla morte della bambina indagano i carabinieri che dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. La Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha emesso la sentenza di secondo grado nei confronti di Valentina Boscaro. La pena è stata ridotta di 4 anni. Condanna ridotta da 24 a 20 anni. Nell'aula bunker di Mestre, la Corte d'Appello di Venezia ha impiegato circa 4 ore per emettere la sentenza di secondo grado nei confronti di Valentina Boscaro, accusata di aver ucciso il fidanzato di 32 anni, Mattia Caruso, con una coltellata al cuore il 25 settembre del 2022. In primo grado la pena era stata di 24 anni, l'appello ne ha tolti 4. Valentina Boscaro è stata così condannata a 18 anni e mezzo per l'omicidio e a 1 anno e mezzo per calunnia. A carico della trentenne confermate le somme da risarcire ai familiari della vittima, mentre serviranno 90 giorni per avere le motivazioni della decisione della Corte, presieduta da Carlo Citterio, e probabilmente servirà anche un'altra udienza per stabilire se Valentina dovrà scontare la pena in carcere o se ci potrà essere una misura alternativa. Spostiamo ad Altavilla Vicentina, dove i RIS nella villa di Roberto Baggio hanno compiuto una serie di prelievi per individuare gli autori della clamorosa rapina. Dopo i ROS ad Altavilla Vicentina, oggi sono arrivati i RIS alla villa di Roberto Baggio, il calciatore campione del mondo che è stato aggredito e rapinato da una banda di malviventi la scorsa settimana mentre guardava la partita della nazionale. È una corsa contro il tempo per raccogliere possibili tracce lasciate sul campo dai criminali che hanno fatto irruzione in casa segregando i familiari e razziando contanti, orologi e gioielli di cui ancora non è stato stabilito l'ammontare complessivo. È stato lo stesso Baggio a indicare ai carabinieri il percorso seguito dai malviventi. Al vaglio delle forze dell'ordine le numerose immagini di videosorveglianza private dell'abitazione e di quelle delle telecamere comunali nei tratti delle principali vie d'accesso. Un'operazione complessa anche perché la zona è circondata da un fitto bosco. Sicuramente l'operazione di stampo militare ha necessitato di sopralluoghi e forse di qualche basista, anche se non aver prelevato i preziosi cimeli del bomber lascia spazio all'ipotesi che i criminali non sapessero che il loro obiettivo fosse l'abitazione del Divin Codino. Questa è l'ultima notizia per l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Tra poco il telegiornale di Venezia. Grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci.